Non si placa la bufera sul futuro dell'orchestra di Padova e del Veneto dopo che il direttore artistico appena nominato, Cliff Britton, ha ricevuto una lettera di licenziamento dalla fondazione. Una situazione paradossale tenendo conto anche del passato. Qualche anno fa anche il maestro Mario Brunello venne messo alla porta per motivi non chiari. L'orchestra si prepara alla stagione del 50° anniversario che avrebbe dovuto segnarne un rilancio e invece anche gli stessi musicisti sono spaccati sul futuro, con una buona parte che ha deciso di reagire e di uscire allo scoperto. È da un mese e mezzo che la cosa ormai è sulla bocca di tutti, è un segreto di Pulcinella e le persone preposte e incaricate di risolvere la cosa non ci danno nessuna risposta in merito, per cui la nostra preoccupazione non può che aumentare. Quello che noi vediamo a livello di musicisti è questo, un'assenza in un ruolo di fondamentale importanza sia istituzionale che statutaria, perché il direttore artistico è l'unico, per statuto è l'unico responsabile della gestione artistica dell'orchestra. Un'orchestra che si vede senza, privata, usiamo il termine che preferiamo ma la sostanza non cambia, della propria guida artistica. E solo a dirlo, come dire, si accappona la pelle. Anche il sindacato nazionale si è messo al fianco dei musicisti per due motivi: c'è incertezza sul futuro dell'istituzione, nessuna risposta da parte del comune, socio fondatore della fondazione, con il sindaco presidente, e c'è preoccupazione per la destinazione dei fondi del FUS che da quest'anno non si basano più sullo storico ma sulla qualità della programmazione prevista. Abbiamo fatto una lettera molto precisa, circostanziata al sindaco, a cui a tutt'oggi non abbiamo avuto risposta. A me personalmente, dal punto di vista nazionale, io sono il coordinatore nazionale della CGIL sul settore della produzione culturale, non mi è mai capitato e non è una battuta, anche Renzi ci aveva ricevuto sul Maggio Musicale Fiorentino. La nomina di Clive Britton era stata richiesta dagli stessi musicisti che lo scorso anno inscenarono vivaci proteste chiedendo un rilancio dell'orchestra. Speranze che in effetti trovarono accoglimento nella nomina e con la nomina del maestro Britton, che altro non fu che una scelta unanime dei musicisti dipendenti dell'orchestra, per cui c'è lo sconcerto oltre all'ansia, c'è lo sconcerto del vedere e anche di non riuscire a capire le motivazioni profonde per cui una parte dei musicisti dipendenti inopinatamente ha forse cambiato idea, non lo so.